ci si è accorti che la civiltà sarda è conosciuta non solo in continente ma all'estero, ma persino ai sardi stessi. Quindi l'UNED si è presa l'impegno di far conoscere non solo i siti presenti, ma anche di promuovere qualsiasi iniziativa che abbia per tema la civiltà sarda, come pubblicazioni, spettacoli, rassegne, mostre e tanto altro. Iniziative che possono essere sia di private, amministrazioni pubbliche o associazioni culturali. L'UNED si è presa anche l'impegno in collaborazione con col CRS 4 di realizzare una mappa, che laggiù, sia cartacea che in GPS, nella quale si è cercato di riportare tutti i siti conosciuti presenti in Sardegna e sapere aggiornata in continuazione, perché man mano si scoprono nuovi siti oppure magari non sono riportati tutti quanti. L'UNED è la finestra della civiltà sarda aperta al mondo, la sua pagina di Facebook, il sito, il blog sono finiti grazie a un gruppo di volontari che con passione e impegno mostrano una Sardegna mai vista, con foto, spiegazioni, esperienze e conclusioni, senza mai nulla togliere agli esperti del settore, questo sia ben chiaro. Anzi, l'UNED ama la collaborazione, quindi benvengano tutti. Ora, naturalmente parlo di me, insomma, proprio per spiegare un po' tutto. Mi chiamo Piera Farina, sono una carrozzieri e da sempre appassionata della mia terra e proprio lavoro la mia terra come fine. Sono sì, da piccola giravo tra i momenti, cioè avevo delle perdi nelle mie terre, quindi mi sedevo e ammiravo le pietre e soprattutto mi chiedevo perché non si parlava mai di Sardegna. L'altra che chiedevo alla maestra, ma perché non parliamo mai dei Nuraghi, non parliamo mai di noi, parliamo sempre di tutti ma mai di noi. Tant'è vero che ci porto lì per la siciliana a vedere l'unico Nuraghi che rappresenta all'interno dei siti, non c'è più niente di Nuraghi. Allora mi ricordo qualche pietra, sono andata alla volta a cercarlo, non esiste più, eppure dietro la cattedrale, quindi proprio al centro sul sito. Ma hanno costruito, lei l'ha costruito evidentemente, quelle pietre sono sparite. E comunque già da piccola chiedevo perché, poi crescendo mi sono detta perché devo aspettare che siano gli altri a parlarne, perché non posso parlarne anche io, e così abbiamo iniziato. Quindi ho sempre visitato i siti da piccola, da sola, con le amiche, con una volta, insomma, 30 anni a questa parte con mio marito. Persino i nostri figli da piccolini ce li siamo sempre portati, infatti sono cresciuti respirando la polvere dei monumenti. Non so se questo vi ha fatto bene, comunque questo lo vedremo più là. Allora, poi anche noi comunque con l'effetto dei social network abbiamo deciso di rendere pubblica la nostra passione, sapendo comunque che avremo creato stupore, ed è vero, perché quando pubblichiamo ci arrivano messaggi da tutte le parti del mondo, cioè sapere che a Nuova Delhi si interessano, a New York si interessano, dell'America Latina si interessano, in Francia, eccetera, che molti chiedono, ma in Italia? Cioè, è una cosa in Italia, allora quindi sono romani, cosa che ci chiedono tutti, no, dobbiamo spiegare che esiste una civiltà, che esiste un'isola, ed è molto difficile farlo capire, perché non lo sanno, perlomeno non si è mai divulgato, si è sempre nascosto tutto. Quindi noi siamo sempre stati orgogliosi dei nostri antenati, quindi ci teniamo a promuovere la Sardegna in maniera diversa, una Sardegna forse vista da persone non